Un gommone con a bordo 65 immigrati è stato soccorso ieri pomeriggio nel canale di Sicilia grazie a una complessa operazione internazionale che ha visto impegnati Italia, Malta e Libia. L'imbarcazione di 12 metri in difficoltà al largo delle coste libiche era stato segnalato la scorsa notte alla Guardia Costiera italiana. Erano iniziate da allora i primi contatti tra la centrale operativa del Comando Generale della Guardia Costiera italiana e i colleghi libici. Erano state individuate 2 navi mercantili in navigazione nell'area inviate sull'unità segnalata. Raggiunto il gommone, spiega la Guardia Costiera, questo pur in condizioni precarie dovute all'eccessivo numero di persone a bordo, ha deciso di proseguire la navigazione procedendo verso Malta. A questo punto, liberati i mercantili, l'imbarcazione veniva raggiunta da un pattugliatore della Guardia Costiera italiana di 50 metri di lunghezza in navigazione in quel tratto di mare per vigilanza pesca. L'unità italiana ha continuato a monitorare l'imbarcazione che procedeva verso Malta fino a quando, intorno alle 19:30 di ieri, ha cominciato a imbarcare acqua a causa della rottura di un tubolare che si è fermato a circa 70 miglia da Malta, 105 da Lampedusa. Sono state messe in mare 2 imbarcazioni d'appoggio dal pattugliatore, tutti i 65 migranti sono stati tratti in salvo prima che l'imbarcazione sulla quale si trovavano cominciasse a affondare. Intanto l'autorità marittima maltese, nella cui area di competenza per la ricerca e soccorso era entrata l'imbarcazione dei migranti, allertata in precedenza dalla Guardia Costiera italiana, aveva da subito inviato in zona una motovedetta. Su questa, che ha raggiunto la zona del soccorso intorno alle 20:30, sono stati trasbordati 65 migranti, 47 uomini, 17 donne e un bambino di 1 anno, di presumibile origine eritrea e somala, per essere successivamente condotti a Malta. Il trasbordo è terminato alle 21:10.